Buongiorno, ben ritrovati la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon martedì a tutti voi. È una giornata importante, particolare, soprattutto per Treviso, quella di oggi, perché oggi è il 7 aprile e mentre il mondo intero guarda con il fiato sospeso a quello che sta accadendo o potrebbe accadere in Medio Oriente, lo ricordiamo, oggi scade l'ultimatum del presidente degli Stati Uniti Trump all'Iran, un Trump che continua a ribadire l'Iran accetti il piano degli Stati Uniti o lo distruggo in una notte, Teheran che invita i giovani a formare catene umane attorno alle centrali elettriche, ci sono già attacchi in corso e il ministro della difesa Crosetto che dice questa guerra è una follia, è atteso alle 16 un pronunciamento del ministro della difesa, insomma in una situazione davvero dagli esiti che potrebbero essere impensabili in questo momento. C'è un grido fortissimo di appello alla pace che arriva oggi da Treviso, 7 aprile 1944, il bombardamento anglo-americano, il bombardamento degli alleati sulla città di Treviso, 159 aerei che sganciano 2000 ordigni, oltre 1600 vittime in una Treviso devastata, il secondo peggior bombardamento singolo su una città nella seconda guerra mondiale in Italia dopo il bombardamento di Roma, e quindi come ogni anno, come ogni 7 aprile con il nostro Lucio Zanato, i nostri Simone Mello e Nicoletta Rizzetto vi racconteremo sostanzialmente in diretta la cerimonia, il lungo momento di omaggio in ricordo delle vittime, un omaggio e un ricordo di quanto accaduto che diventa oggi più che mai un monito davvero per la pace. È stato un weekend di Pasqua e Pasquetta tragico sulle strade, con 4 vittime in poche ore, tutte trevigiane, 5 se contiamo anche la vigilia di Pasqua, l'incidente mortale di Porte Grandi. Fra poco vedremo anche questo, ma c'è anche una tragedia che si è consumata proprio ieri nel Vicentino, con un ragazzo di 21 anni di Borgoricco nel Padovano che è annegato nelle acque dell'Astico nel Vicentino. Siamo a Borgoricco, dove la comunità è sconvolta per la morte del 21enne Alessio Nicolas Popa, e per noi ci sono Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Buongiorno Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Il 21enne Alessio Nicolas Popa viveva con la sua famiglia in una frazione del comune di Borgoricco, dove ci troviamo adesso con il collega Federico Cibotto. Siamo infatti a San Michele delle Badesse. Qui viveva con la famiglia e qui si piange la giovanissima vita di Alessio Nicolas Popa, morta tragicamente nel giorno di Pasquetta. Era partito con un gruppo di amici per recarsi al Parco Naturale della Pria ad Arsiero sul torrente Astico, e in quel momento, a quanto è stato ricostruito sinora, probabilmente stava facendo quello che fanno tutti in questo parco naturale, ovvero immergersi nell'acqua, saltellare di roccia in roccia. Esattamente cosa sia accaduto lo stabilirà l'indagine che è in corso. Probabilmente è scivolato battendo la testa. Le ricerche sono partite immediatamente. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo di Alessio Nicolas Popa, lo hanno tratto a riva dopo quasi 3 ore però di immersione, inutili tentativi di soccorso. Ad assistere alle manovre c'era anche la famiglia di Alessio Nicolas Popa, che noi cercheremo di raggiungere. Si unisce ovviamente anche al cordoglio per la scomparsa di questa giovanissima vita in modo così tragico in un punto del Vicentino molto amato anche il sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, che ha fatto avere un messaggio di cordoglio. Ecco, noi allora ricostruiamo che cosa è accaduto in questo tragico pomeriggio di Pasquetta nel servizio che abbiamo preparato in redazione. Poi con Federico Cibotto restituiamo la linea allo studio.
Aveva 21 anni Alessio Nicolas Popa, era felice ieri pomeriggio, stava passando con gli amici il giorno di Pasquetta nel parco della Pria, dove il torrente Astico crea piscine naturali. La tragedia si è consumata in pochissimi istanti, quando verso le 17:30, mentre passava da una roccia all'altra, Alessio Nicolas Popa è scivolato, battendo la testa. Caduto nelle acque gelide del torrente, il 21enne non è più riuscito a tornare a galla. Immediati sono scattati i soccorsi. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza a individuare il suo corpo a 6 metri di profondità, a una cinquantina di metri dal luogo dell'ultimo avvistamento. Recuperato e portato a riva, per il medico del 118 non c'è stata altra possibilità che constatarne la morte. Una tragedia che dalle acque del torrente Astico è subito arrivata a San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa vive con la famiglia, precipitatasi ad Arsiero per seguire le operazioni di soccorso, risultate purtroppo vane. A loro anche il cordoglio del sindaco Gianluca Pedron, colpito da una tragedia che lascia sgomenti, che a nome dell'intera cittadinanza porta le condoglianze, unendosi al dolore dei familiari. Sul posto della tragedia erano presenti anche i carabinieri, una località tristemente nota alla Pria, dove numerosi sono stati gli incidenti nelle giornate di festa. Lo scorso giugno le acque dell'Astico erano costate la vita a un 28enne di origine polacca. E poi lo dicevamo, una lunga scia di vittime sulle strade, ce n'è purtroppo un'altra di questa mattina nel Veronese, un furgone contro una bicicletta, è morto un 80enne. È successo questa mattina alle 7 a Vigasio per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, vani tentativi di rianimare l'80enne da parte dei sanitari del SUE 118, quindi questa è purtroppo una vittima di questa mattina a Vigasio nel Veronese. Allora con Christian Arboit vediamo invece quanto accaduto in poche ore ieri, giornata di Pasquetta, giornata di festa trasformata in tragedia con 2 vittime. È ancora tutta da ricostruire la dinamica che ha portato allo schianto letale di Ceggia, costato la vita a Domnica Daradish, 56 anni, residente a Chiarano, mentre il marito di 58 resta in condizioni gravissime. È il tardo pomeriggio nella frazione di Pradi Levada, la coppia, lui alla guida, lei lato passeggero, si trova a bordo di una Dacia Duster quando avviene la collisione con l'Audi condotta da un uomo veneziano 55enne. La Dacia finisce fuori strada, Domnica muore praticamente sul colpo, il marito appare in condizioni disperate, con l'elicottero viene portato all'ospedale di Mestre. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di San Donà che pongono sotto sequestro i mezzi. Un altro tragico incidente nel giorno di Pasquetta ha stroncato la vita di Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, assicuratore. L'uomo intorno alle 16:30 era a bordo della sua nuova moto lungo via San Lorenzo, una strada che collega Rossano Veneto a Cassola. Qui è stato travolto dall'auto guidata da una donna residente in zona, intenta a fare una svolta durante una manovra di parcheggio. Sembra non gli abbia dato la precedenza. Si procede per omicidio stradale. Il weekend era già iniziato sabato nel peggiore dei modi, tra Porte Grandi e Capossile, con un bus a TVO a bordo una cinquantina di persone entrato in collisione con l'auto di un 60enne di Favaro Veneto, Marco Ferretto, morto sul colpo. Anche su questo caso si stanno facendo tutte le verifiche. Domenica invece la tragedia che ha colpito la comunità di Oderzo, ma non solo, perché Daniele Fraccone era originario di Adria e Cinzia Iadarola di Gorizia, anche se da tempo vivevano nello Pitergino, conosciutissimi a Oderzo, la coppia che ha trovato la morte nello schianto tragico di Pasqua in Liguria. Doveva essere una vacanza in sella alla loro moto, come erano soliti fare. Daniele Fraccone, 74 anni, e Cinzia Iadarola, 63, erano partiti alla volta della Liguria. Il pomeriggio di Pasqua si trovavano a Sarzana, in provincia di La Spezia, stavano transitando lungo il viadotto sul fiume Magra, quando si è verificata la tragedia. Le cause di quanto successo ancora al vaglio della polizia stradale. Da una prima ricostruzione, la moto della coppia si è scontrata contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Per Fraccone e
e la moglie non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 e della Croce Rossa di Amelia, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi. Il conducente della vettura, a causa dello shock, è stato colto da malore e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Nelle ultime ore la notizia della morte della coppia ha raggiunto Oderzo, dove Daniele Fraccone e Cinzia Iadarola vivevano e dove erano molto conosciuti. A ricordarli ora Pietro Dalla Libera, ex sindaco di Oderzo. Li ricordo come due bravissime persone, squisite, sempre gentili, una coppia affiatata, salutavano sempre gentilmente quando li incontravi, insomma, veramente mi dispiace tanto quello che è successo. Persone bravi nel loro lavoro, insomma, ecco, erano persone stimate, insomma, nella città di Oderzo. Cinzia Iadarola, psicologa, aveva lo studio in centro ad Oderzo. Daniele Fraccone, ortopedico, aveva lavorato all'ospedale di Oderzo dal 1992, quando era nato il reparto di ortopedia, al 2017, quando era andato in pensione. Aveva continuato a collaborare prima con il pronto soccorso ortopedico di Treviso, poi con quello di San Donà di Piave. Negli anni, nel nosocomio Pitergino, lo ricorda l'attuale primario del reparto, Stefano Schiavetti. È un professionista molto empatico con i pazienti, era molto legato al territorio. Come lo ricorda umanamente? Io lo ricordo come una persona barra professionista, sempre molto schietto, nel senso una persona che parlava in modo sempre molto diretto, non aveva, era comunque molto diretto nelle sue diagnosi, nei suoi rapporti, era molto empatico, sapeva sempre mettere a proprio agio i pazienti ed era molto legato comunque al gruppo, all'equipe. Durante la guerra del Golfo aveva partecipato per un mese ad una missione della Croce Rossa in Medio Oriente. Era un grande appassionato di bricolage, con la moglie condivideva la passione per i viaggi, prima in camper, ora anche in moto. Lasciano 2 figli, una ragazza e un ragazzo, anche lui medico, alla CRO di Aviano. Allora andiamo a Treviso, ci chiede la linea già fin d'ora il nostro Lucio Zanato, che è insieme a Simone Merlo e Nicoletta Rizzetto per cominciare a raccontare di questa giornata importante, molto sentita a Treviso. Lucio Zanato, 82 anni fa il bombardamento della città, a te la linea. Buongiorno a te e buongiorno ai telespettatori che ci stanno ascoltando e vedendo. Partiamo da questa scritta che è sulla scalone dei 300, vedete, strapiombo del muro dopo il bombardamento del 7 aprile 1944. Perché voglio partire in questo 82esimo anniversario con questa immagine? Perché è un'immagine di rinascita e di ripartenza. Pensate che Mario Botter fece camminare sul tetto del salone del Palazzo dei 300 sventrato dalle bombe il figlio Memi, proprio perché per dimostrare ai tedeschi che non dovevano abbattere questo palazzo che era il simbolo della città, e proprio per questo noi partiamo da questa immagine, un'immagine importante per parlare già di rinascita. E in effetti la rinascita della città ripartì proprio quando cominciammo a ricostruire dopo ovviamente la fine della seconda guerra mondiale. 7 aprile 1944 era il venerdì santo, 13:07 comincia un bombardamento che non era previsto, perché la città in realtà non era un obiettivo sensibile. La città era una delle tante lungo la strada, chiamiamola così, la strada ferrata che porta verso la Germania. La linea è quella Venezia-Udine, tanto per intenderci. E allora probabilmente l'idea poteva essere quella dello scalo Motta, cioè lo scalo dove naturalmente i tedeschi, ma anche il nostro esercito accumulava materiali e mezzi. E allora probabilmente l'obiettivo doveva essere quello, ma non è detto, perché la forza di fuoco, l'imponenza di fuoco è stata così tale che ha distrutto completamente la città. Parliamo di 1600 morti, parliamo di una città completamente, per certi punti, rasa al suolo, parliamo di gente che, come dire,
ha finito la propria vita dentro i rifugi che erano stati preparati. Ce ne sono un paio, uno verso adesso la piazza della Borsa, per intenderci via Toniolo, un altro invece nella zona del Duomo. Insomma, una devastazione per questa città. E allora perché dopo 82 anni tornare a ricordare? Mai come adesso, mai come in questi giorni. Noi che ci siamo già passati, come è stato detto nel corso della celebrazione fatta questa mattina alla chiesa votiva, dove riposano tutti i morti del bombardamento, il Monsignor Mortellini, che ha tenuto l'omelia e ha presieduto la celebrazione della Santa Messa, ha ricordato: mai come adesso la memoria non deve essere cancellata, perché l'esempio, anzi l'esperienza negativa, il dolore che abbiamo vissuto noi non sia di esempio per molti altri, cioè che non ci sia ancora questo dolore che noi abbiamo vissuto. Eppure invece purtroppo è così. Alle 12:15 parte la cerimonia ufficiale. Noi come sempre seguiremo questa cerimonia e ve lo offriremo in diretta, proprio per non dimenticare, quindi riflessioni, quindi commenti, quindi soprattutto la musica, le parole e i ricordi che si alterneranno. 13:07 ci saranno i rintocchi in una città che, come sempre, deferente, ascolterà i rintocchi della campana della Torre Civica per ricordare proprio questi 1600 morti. Credo che alle 12:15 dovremo incominciare questa cerimonia. Poi ricordo due cose importanti. Sopra Palazzo di Trecento c'è una mostra molto importante su Giuseppe Berto. Giuseppe Berto scrisse un libro proprio dedicato, una storia, chiamiamola così, legata proprio al bombardamento del 7 aprile, Il cielo è rosso. E poi oggi pomeriggio alle 17 altra cerimonia importantissima, perché un gruppo di studiosi ha recuperato altri nomi di bambini. Sono 123 quelli morti per il bombardamento e che riposano e che vengono ricordati nella chiesa della Madonnetta lungo lo Storga. Bene, oggi pomeriggio verrà scoperta una lapide dove ci sono i volti di 56 di questi 123 bambini, oltre che nuovi nomi che sono stati recuperati proprio incrociando i dati, incrociando i nomi all'anagrafe e soprattutto i ricordi della gente. Insomma, un lavoro paziente in tutti questi anni, un lavoro paziente di oltre 30 anni, che sentiremo proprio da uno dei ricercatori, ma l'abbiamo già raccontato nel corso del nostro telegiornale. Qualche minuto ancora per cominciare, cominceremo qui proprio dalla base, dallo scalone dei 300, e proprio per questo seguiremo in deferente silenzio questa prima parte della cerimonia. Poi avremo tempo per ricordare, per raccontare, mentre ci trasferiremo proprio in Piazza dei Signori, dove ci saranno degli altri ricordi, dove ci sarà della musica, ma soprattutto dove insieme vivremo ancora una volta questi rintocchi della campana civica per ricordare appunto i morti di questo bombardamento tragico quanto inutile della città di Treviso. Direi che siamo sostanzialmente pronti per incominciare. Vedo le persone, vedo i presidenti dell'Associazione Mutilati Invalidi di Guerra. Credo che veramente sia il momento per incominciare questa celebrazione che noi seguiremo, come ho detto, costantemente in diretta fino al termine previsto dopo le 13:30. Ancora qualche minuto e comincerà ufficialmente la cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro in questo luogo segnato dalla distruzione bellica. Il Comune di Treviso e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra posano questa lapide in memoria delle vittime civili di tutte le guerre, affinché il loro sacrificio rimanga indelebile monito per i cittadini e possa tracciare la via della pace. Treviso, 7 aprile 1944, 7 aprile 2014. Il tempo è passato, molte persone non ci sono più, tanti ricordi. A me viene in mente, in questa cerimonia non mancava mai Giancarlo Gentilini, perché lui il 7 aprile l'aveva vissuto pur essendo giovane, e questo 7 aprile l'ha portato nel cuore per tutta la vita, fino anche all'ultimo anno, quando le gambe non lo sorreggevano più, ma l'animo, proprio l'anno scorso, pochi giorni dopo ci lasciò, l'animo era sempre ed è sempre rimasto qui con noi e qui a ricordare appunto le vittime civili di questo bombardamento. Vedete gli ultimi stendardi, l'Associazione Vittime Civili di Guerra. Vediamo che mi pare di capire è tutto pronto. A questo punto mi metto qui a lato per non disturbare e mi pare che cominciamo con la celebrazione. Gentili ospiti,
Diamo inizio alla cerimonia di commemorazione di tutte le vittime del bombardamento avvenuto il venerdì santo del 7 aprile 1944. Diamo ora lettura della preghiera alle vittime civili di guerra. Signore della storia, Dio della vita, affidiamo a Te i nostri caduti e tutte le vittime delle guerre e delle violenze che ancora insanguinano le nostre mani di uomini. Custodisci Tu la loro vita, che è ormai nel Tuo grembo di eternità, e fa che nessuna vita umana sia più calpestata e annientata dalla guerra. Custodisci Tu i loro cari, dal cui amore essi sono stati sorretti, perché siano sostenuti e consolati dal Tuo amore, più forte della morte. Custodisci Tu la loro memoria, rendila ricordo grato e insegnamento perenne dell'orrore assurdo, del lutto, della devastazione che ogni guerra porta al mondo. Custodisci Tu la loro fratellanza, nella quale oggi riposano assieme senza confini di popoli, alleanze, religioni, testimoniando che la guerra è sempre fratricida. Custodisci Tu, o Padre, i nostri fratelli caduti in guerra, ma caduti nelle Tue grandi braccia, dove è la pace vera per la quale essi hanno lottato e che Ti supplichiamo di riversare sull'umanità. Amen. Diamo ora la parola al Presidente dell'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra di Treviso, Dino Daniotti. Il buongiorno a tutti, autorità civili e militari, ai labbri, ai consiglieri comunali. Anche ho visto la rappresentanza del Consiglio Comunale dei Giovani presenti. Ecco, volevo solo ricordare che questa lapide è stata posta in questo luogo nel 2014
a nome dell'amministrazione comunale di Treviso e dell'Associazione Vittime Civili di Guerra per ricordare le vittime civili di Treviso del 7 aprile 1944, comprendendo anche tutte le vittime civili delle guerre nel mondo. Ecco, questo lo voglio ricordare perché quando passiamo di fronte a questo dobbiamo ricordare sì Treviso, ma anche quelle migliaia di vite umane che dal 1944 ad oggi le guerre hanno prodotto. Per cui un invito un momentino soprattutto ai giovani di capire che la guerra non è mai una vittoria, è sempre una sconfitta. Un augurio di buona giornata. Grazie. Nel ringraziare voi tutti, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche ed Arma e quanti hanno voluto essere presenti, vi invitiamo a raggiungere Piazza dei Signori per la prosecuzione del momento celebrativo e all'accompagnamento in attesa dei rintocchi solenni della campana della Torre Civica. Grazie. Ecco il momento in cui ci spostiamo sostanzialmente dallo scalone dei 300 e ci portiamo direttamente verso sostanzialmente Piazza dei Signori. Però io sono qui con un testimone del bombardamento del 7 aprile, il suo nome e il suo cognome. D'Urso Donato, io sono stato sotto i bombardamenti del 7 aprile, abitavo in via Polveriera vicino alla chiesa votiva e siamo stati sotto le bombe, crollata la casa nostra, siamo rimasti in 6 fratelli. Andiamo avanti insieme che avevamo solo con quello che avevamo. Se dovesse raccontarlo, anzi sicuramente l'avrà raccontato ai suoi nipoti, se dovesse raccontarlo a tutti i giovani che in questo momento ci stanno ascoltando in diretta attraverso la televisione, come racconterebbe? Cioè, come è cominciato quel Venerdì Santo? Venerdì Santo eravamo pronti seduti a tavola per prendere per il pranzo, diremo. Quanti anni aveva lei? 7 anni e mezzo, io sono del 36, dunque quest'anno sono. Ma com'era quella giornata? Giornata di sole? Bella giornata, limpida. Era un po' come oggi, insomma. Sì, calcoli, bella giornata. Solo che è andato un momento, hanno cominciato a suonare le sirene, ha cominciato a sentire i scoppi delle contraeree e siamo subito scesi, perché abitavamo al primo piano, siamo scesi e siamo andati giù vicino, fuori di casa, vicino a un muro che divideva la strada da un orto, al che... Siamo lì alla chiesa votiva? Cioè... In via Polveriera, subito dopo la chiesa votiva, vicino dove c'era il deposito degli autobus fin poco tempo fa. Esatto, ero il lì proprio lì sulla curva, abitavamo là. Hanno cominciato a scoppiare le bombe, io ho guardato alto, l'ultimo ricordo che ho, mi sembrava di vedere sotto gli aerei dei grappoli di uva, erano le bombe che lanciavano. Dopodiché mi sono svegliato dopo quasi un anno, perché sono stato ferito, in coma, 3 mesi, e mi sono svegliato. Scendiamo insieme. Mi sono svegliato che mi hanno operato e l'ultimo ricordo che ho prima del bombardamento ero sui sotterranei dell'ospedale, che allora era ospedale militare. Parliamo sempre del Cafoncello o di San Leonardo? Cafoncello, sempre Cafoncello. Allora era ospedale militare e mi hanno dato il viatico come prima comunione, perché eravamo pronti per farla. Ecco, quello è l'ultimo ricordo che ho prima della guerra. Dopodiché io ho perso un anno della memoria perché sono stato ferito alla testa, paralizzato, 3 mesi in coma. Poi, visto che non morivo, si sono decisi a operarmi e mi hanno operato e mi hanno estratto la scheggia dalla testa e piano piano ho cominciato a riprendermi. Dov'è che aveva la scheggia? Alla testa, qui.
tuttora, sì. Tuttora mi manca un pezzo di osso della scatola cranica. Senta però, vedere quello che si vede oggi, i No, bambini mi vengono i brividi. Alle volte io penso, ma come fanno certa gente a fare quelle cose lì e sentire altri vicino che parlano, che ridono, che scherzano dei bombardamenti di questo e di quello. Perché? Perché non sono mai stati sotto, non sanno cosa vuol dire star sotto le bombe e vedere i disastri che capitano attorno alle famiglie e a tutti i parenti che io non ho più visto parenti, non ho più visto nessuno. Ecco, senta, però a quelli che sono davanti alla televisione, ai giovani che non sanno, cosa dire a proposito della guerra e della vostra testimonianza? Cosa potrei dire? Gli auguro veramente di cuore che non debbano mai trovarsi nelle condizioni che mi sono trovato io in quei giorni, in quei mesi successivi a quello che era stato il bombardamento, perché poi ce ne sono stati altri bombardamenti qui a Treviso, sì che noi di 6 fratelli siamo stati sfollati. Io non ho più ricordi di aver vissuto una giornata con tutti i miei 6 fratelli assieme a un pranzo. O mancava uno o mancava l'altro, perché eravamo tutti trasferiti, non avevamo casa, non avevamo niente, solo i vestiti che avevamo addosso, e siamo rimasti e siamo mandati chi a un collegio, chi sfollati sulle scuole, chi a Valdobbiadene, chi a Vidor, chi a Pederoba, e siamo stati persi in giro per il mondo. Purtroppo non ci siamo più riuniti tutti i 6 fratelli con i genitori assieme, tutti feriti, io il più grave, però Dio volendo sono ancora qua. Grazie della sua testimonianza, che è molto importante, Lucio. davvero molto importante. Lucio. Allora noi a questo punto volevo solo capire a quanto manca l'inizio della cerimonia in Piazza dei Signori. Guarda, penso che stia per cominciare adesso. Noi tanto è vero che ci stiamo avvicinando, proprio perché vedi che le autorità sono già schierate. Adesso noi cercheremo di entrare all'interno del perimetro con Simone, perché chiedo scusa, permesso, scusate, permesso, chiedo scusa, permesso, scusate, buongiorno, scusate. Ecco, direi che siamo sostanzialmente pronti. Dovrebbe incominciare tra qualche istante la seconda parte della cerimonia come ogni anno e andremo avanti, diciamo, sostanzialmente ad oltranza. Direi che credo che sia proprio questione di proprio pochissimi minuti, perché è una questione di schieramento. Come vedete, la presenza di tutti i labari, in rappresentanza di tutte le persone, di tutte le vittime di questa seconda guerra mondiale, e non solamente delle vittime del bombardamento del 7 aprile, proprio per ricordare anche chi in quella guerra ha combattuto e ha lasciato la propria vita. Volevo far vedere un attimo la bandiera di Treviso, listata a lutto proprio per ricordare questo momento. Vicino alla bandiera la rappresentanza dei giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ed è forse questo il secondo segnale di speranza. Vi ricordo, abbiamo iniziato la nostra diretta su quella scritta dello scalone dei 300 che ha dimostrato che con la volontà si è ricostruito il cuore della città, il simbolo della città, cioè il Palazzo di 300. Ecco, i giovani che seguono questa cerimonia, i giovani che capiscono la memoria, sono il nostro seme per il futuro. Direi che mi pare di capire che siamo sostanzialmente pronti a iniziare, manca ancora qualche minuto, non più di tanto. Direi che tra un attimo dovrebbe incominciare, mi pare, con un intermezzo musicale. Adesso con cosa cominceremo? Prima con il benvenuto da parte della nostra giovane sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. A seguire ci saranno dei brani, diciamo delle letture intervallati da brani musicali eseguiti dalla scuola Manzato. È una rappresentanza della scuola di musica. Grazie, allora avete capito, è proprio una questione di qualche minuto, perché si dà per la partenza intorno alle credo tra un paio di minuti, non di più. In ogni caso era
per far vedere, per far capire sostanzialmente l'importanza di questa cerimonia, l'importanza anche attraverso la presenza dei cittadini in questa giornata, anche se siamo sostanzialmente in una giornata molto vicina alle festività, perché ieri, ricordiamo, era Pasquetta, in tanti si stanno avvicinando, non so se riusciamo a vederlo con le telecamere, proprio per seguire questo momento, il momento di questa seconda parte della cerimonia che, ricordiamo, terminerà proprio con i rintocchi alla Traici e 07 per quanto riguarda appunto il bombardamento, e che durerà esattamente, i rintocchi dureranno esattamente il tempo del bombardamento, cioè il tempo in cui gli aerei, ricordiamo, americani sganciarono le loro bombe. Quel tempo viene determinato, verrà ricordato proprio con i rintocchi del campanile, della campana della torre civica. Mi pare ancora tra qualche minuto. Ricordo anche un'altra cosa importante: fino al 12 aprile su al Palazzo di Trecento la mostra con Giuseppe Berto, che probabilmente verrà ricordato in una delle letture dal suo romanzo Il cielo è rosso, che è il romanzo che racconta proprio il bombardamento del 7 aprile 1944, e poi oggi alle 17 altra cerimonia importantissima nella chiesetta della Madonnetta lungo lo Storga, nel quartiere di Santa Maria del Rovere, dove verrà scoperta una lapide dove si potranno vedere 56 dei 123 bambini che sono morti proprio nel corso del bombardamento. Ricordiamo, questa chiesa è stata ristrutturata, questa chiesetta, per volontà di una coppia di genitori che persero ambedue i figli proprio nel bombardamento, per ricordare anche le piccole vittime. Certo, fa pensare, queste piccole vittime fanno pensare alle piccole vittime di oggi, quelle piccole vittime che ancora oggi rimangono sotto le macerie dei bombardamenti, e come abbiamo sentito prima non c'è un vincitore nelle guerre siamo tutti sconfitti. Come invece queste cerimonie sono importantissime perché sono il seme della memoria. Questo l'ha ricordato anche Monsignor Mortellini nella celebrazione della Santa Messa, che è stata officiata questa mattina intorno alle 10:30 proprio nel Tempio della Chiesa Votiva, dove, ricordiamo, riposano ormai solamente i nomi dei 1600 morti proprio nel bombardamento del 7 aprile. Direi che forse mancano ancora un paio di minuti, e quindi cerco di capire. Non credo che sia tempo di ridare la linea allo studio, credo che sia più che altro proprio il tempo di incominciare a sentire insieme quello che è il momento proprio della celebrazione. Allora, io mi prendo un altro paio di minuti, vediamo se cerco di capire se siamo tutti pronti. Allora, sì, ancora un paio di minuti mi dicono, e poi comincerà ufficialmente la cerimonia. Abbiamo sentito anche la testimonianza diretta, e devo dire che è sempre toccante sentire direttamente da chi ha vissuto questo momento, questi momenti a distanza di tutti questi anni. Vedo che la cerimonia dovrebbe incominciare tra un attimo. Vediamo se comincia la speaker. Dovrebbe cominciare, altrimenti se no sentiamo il sindaco, ma credo che vi prendo ancora un paio di secondi. Quanto manca ancora? 2-3 minuti. 2-3 minuti. Per avere, diciamo, il via. Ok, perfetto, 2-3 minuti, e allora noi ne approfittiamo. Il sindaco lo sentiremo alla fine. Un breve commento da Antonello Herria. Lei sono 30 anni che studia questo bombardamento del 7 aprile. La domanda è: perché è successo? Era stato già programmato un mese prima, il 6 marzo, e poi arrivò la contraerea pesante per difendere un qualcosa, 200 pezzi di artiglieria. È là il problema, è là che non si sa ufficialmente il perché. Quando sono arrivati gli aerei alleati avevano come obiettivo la stazione centrale e lo scalo Motta. Lo scalo Motta non è neanche stato toccato, la stazione centrale sì. E si sono sparpagliati gli aerei per colpa della contraerea.
c'erano 19 postazioni di contraerea sparse tutto attorno a Treviso a 5 km, facevano l'ombrello, per cui hanno preso 80 aerei su 159, uno abbattuto, e gli obiettivi erano questi. Perfetto, mi pare di capire che cominciamo, sentiamo adesso insieme la cerimonia. Dei colleghi consiglieri per partecipare a questa importante commemorazione della nostra città. Anche noi ragazze e ragazzi siamo chiamati a partecipare attivamente alla vita della comunità e delle istituzioni. Ed è anche nostra responsabilità custodire la memoria e le vicende del nostro territorio, che è patrimonio di tutti. Ringrazio pertanto l'amministrazione comunale per questo invito, che ci permette di essere qui con tutti voi a ricordare e per contribuire affinché queste ferite non si ripetano. Grazie a tutti per l'ascolto. Vado? In attesa dei rintocchi della campana della torre civica, ascoltiamo delle letture a cura di alcuni componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Treviso, tratte da Angeli in terra di Mario Cutuli e Il cielo è rosso di Giuseppe Berto, intervallate dall'esecuzione di brani musicali eseguiti da Archi Ribelli, un gruppo giovanile di archi dell'Associazione Francesco Manzato, e diretti da Deborah Giacomelli. Era ormai quasi primavera e i campi e l'aria germogliavano di nuova vita, ma quell'esplosione di colori e i primi tepori di inizio aprile contrastavano fortemente con quel panorama di morte, proprio di ogni guerra. Ci si preparava alla Pasqua, ma quella del 44 a Treviso non sarebbe stata mai più dimenticata. Mancavano appena 2 giorni alla solennità e anche se in tempo di guerra si avvertiva nell'aria un senso di festa, anche nel rispetto di quelle tradizioni popolari. Ma quel venerdì santo alla tragedia della guerra si aggiunse l'inferno di un bombardamento che sconvolse la città e uccise la Pasqua.
Avvicinandosi alla città, gli aerei si dispongono per il bombardamento. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte, dei fasci di binari. Così dall'alto sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose ugualmente piccole come giocattoli per bambini. Sono le case della città, che sulle carte non sono segnate con i segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano. È come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case viva la gente, molta gente. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti, ora che tanti profughi vi si sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore. Hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri, nel cielo, non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano a bombardare. Un male universale ha dato loro la possibilità di uccidere delle persone sconosciute, così simili a loro stessi. Un male tanto grande, per cui essi portano terrore, morte e distruzione, senza pensarci, con la coscienza di compiere un dovere. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliata, l'obiettivo verrà certamente colpito. Ora essi sono sulla via del ritorno. Per molti chilometri scorgono all'indietro il chiarore della città che brucia. Grazie.
Mancava poco alle 13, quando le sirene urlarono al pericolo incommente e molti lasciarono le case per recarsi al rifugio. Gruppi di aerei da caccia sorvolarono la città dopo pochi minuti e le schegge dei proiettili dei cannoni antiaerei già fischiavano nella loro caduta. Suggerita da un presentimento, mia madre volle superare il ricovero di via D'Annunzio per dirigersi in quello che sorgeva in via Cesare Battisti. E lì vedemmo quei dannati bombardieri, in formazione perfetta e compatta, alti per evitare il più possibile il tiro delle artiglierie. Vedemmo i primi grappoli di bombe e si udirono le prime esplosioni provenienti dai sobborghi di San Antonino e San Lazzaro. Ci precipitammo entro il rifugio quando lo schianto avvolse tutta la città. Urla di terrore e richiami di persone care davano la convinzione che ormai non ci sarebbe stato scampo per nessuno. Quando col 7 aprile la città esplose, intere famiglie si trovavano divise nel cercare un qualche riparo e molte poi faticarono a unirsi sotto il tetto della propria casa, poiché nel frattempo erano stati spazzati via la casa o qualche componente della famiglia
Esplosero i corpi insieme al porfido delle strade, alle aste dei cancelli e alle travi dei solai. La stazione ferroviaria fu praticamente distrutta. Molte chiese irrimediabilmente rovinate, capolavori d'arte persi per sempre. Le strade divennero ricettacolo delle case ridotte in macerie, di cadaveri e gente disperata e atterrita. Ci vollero giorni per ricomporre i corpi straziati. Quello che restava di donne, vecchi, giovani e di 123 bambini, i vivi in silenzio e quasi spenti, lo ricomposero in attesa del riconoscimento, mentre i familiari sciamavano nella speranza di ritrovare altrove ancora in vita i propri cari.
attendiamo i rintocchi della torre civica.
Diamo ora la parola al sindaco della città di Treviso, Mario Conte. Illustri autorità, care concittadine e cari concittadini, oggi ricordiamo l'82esimo anniversario del bombardamento che il 7 aprile del 1944 distrusse Treviso, la nostra città. Abbiamo ascoltato, attraverso le voci del sindaco e dei consiglieri comunali dei ragazzi e delle ragazze, che ringrazio, le testimonianze su quel venerdì santo, la passione di Treviso. Un giorno di grande sofferenza per la nostra comunità, il più duro della nostra storia. Voci che si intrecciano con i racconti custoditi nelle famiglie e con il lavoro prezioso di chi continua a ricostruire la memoria. Perché dietro ai numeri, 159 aerei, 2000 bombe, oltre 1600 morti, tra cui tanti bambini, ci sono famiglie, anime e ricordi. Ma c'è anche una città che da quella ferita ha saputo rialzarsi. Treviso è stata il luogo del dolore e della distruzione, ma anche del coraggio. In questi anni da sindaco ho ricordato spesso figure come Antonio Mantiero, il vescovo insanguinato, Mario Botter e la coraggiosa risalita dalle macerie di Palazzo dei 300 e ancora Luigi Bailo. Sono figure che più di altre mi hanno ispirato per la loro vicinanza alla persona, il legame forte all'identità e alla cura. Il contesto in cui celebriamo questo anniversario è ancora una volta segnato dalle guerre. Lo è stato negli ultimi anni e lo è ancora oggi. Nel 2026 assistiamo a conflitti raccontati come spettacoli sui social o come prove di forza tra slogan e dichiarazioni. C'è una preoccupante normalizzazione della guerra e della violenza. È una logica per cui la guerra non è uno strumento possibile, ma persino inevitabile. E allora la domanda che dobbiamo avere il coraggio di porci noi oggi in questa piazza è semplice. Cosa stiamo insegnando a questi ragazzi? Che valore ha la memoria se poi accettiamo anche solo con l'indifferenza che nel mondo si continui a bombardare? Che coerenza c'è tra il ricordare e il vivere? Tra il commemorare e il testimoniare? Ma l'impegno che dobbiamo prenderci oggi è quello di costruire insieme ai nostri ragazzi la pace delle comunità. Non possiamo affidare queste speranze ai grandi della terra, anche perché, lo abbiamo capito, in molti di loro non ne vogliono sapere, né limitarci ad appelli fini a se stessi. Dobbiamo lasciare tracce visibili dei nostri comportamenti quotidiani. Del modo in cui parliamo, affrontiamo il prossimo ed educhiamo. Se nel mondo si continua a bombardare, noi abbiamo il dovere e la possibilità di costruire qui, nelle nostre comunità, una cultura diversa. Una cultura che non si limita ai simboli, ma riconosce la persona nei suoi valori e nei suoi principi, perché la pace diventi un atto ordinario e non straordinario. Alla pace dobbiamo abituarci, perché vive anche nel rispetto delle regole e della loro applicazione. La pace è una scelta, ma anche una rinuncia. È un passo di lato che serve a tutti noi per vivere bene insieme. È osservare prima di agire, ascoltare prima di rispondere. È questo il 7 aprile che dobbiamo vivere oggi, altrimenti torneremo ogni anno a ripeterci un appello destinato a perdersi. Dobbiamo recuperare credibilità
e lo possiamo fare soltanto con l'esempio. Dobbiamo essere testimoni di questa ricostruzione. Concludo questo mio intervento con una serie di ringraziamenti e vi chiedo degli applausi. Innanzitutto alla scuola Manzato che ci ha accompagnato, agli insegnanti, agli studenti. Ma voglio anche ricordare che oggi pomeriggio inaugureremo al tempietto di Santa Maria del Rovere una lapide dedicata ai bambini morti sotto le bombe di Treviso. Bambini come quelli che oggi sono qui con noi, del Consiglio Comunale, delle ragazze e dei ragazzi che voglio qui con me davanti. Sindaca Giorgia, venga. Questo lavoro di recupero è stato possibile anche e soprattutto grazie a Dino Daniotti e Antonello Aurelia, ai quali chiedo un grande applauso per il loro prezioso contributo e per il costante impegno profuso nella ricerca e nella volontà di concretizzare questo progetto. E grazie anche a queste persone, a Dino e ad Antonello, che possiamo ridare dignità a queste giovani vite. Fatemi ringraziare il settore lavori pubblici con l'assessore Zampese, in particolare il geometra De Martin, che ci ha consentito di realizzare nei tempi corretti quest'opera che oggi vedremo, e insieme all'assessore Zampese anche il consigliere Acampora, che aveva accompagnato in questo percorso di realizzazione la città di Treviso. Ricordare quei bambini significa scegliere oggi da che parte stare. Significa impegnarci affinché nessun bambino in nessun luogo del mondo debba più vivere ciò che Treviso ha vissuto il 7 aprile del 1944. È da qui che passa la nostra responsabilità. È da qui che nasce la pace che vogliamo costruire. Viva la pace, viva Treviso! Grazie Giorgia. Vieni qui. Giorgia, devo ringraziare. Con le parole del sindaco di Treviso che ha detto non possiamo più affidarci ai grandi della terra perché purtroppo, come vedete, spesso non vogliono la pace, quello che sta accadendo in Medio Oriente sembra testimoniarlo in modo molto crudele e molto drammatico. Bisogna affidarsi ai ragazzi. Fra pochissimo rientriamo in diretta, devo mandare la pubblicità, fra poco di nuovo in diretta, davvero pochissimo. Rieccoci in diretta. Allora subito la linea a Lucio Zanato, siamo agli sgoccioli ormai della importante cerimonia del 7 aprile. Ti lascio la chiusura allora Lucio, ti do un timing, circa 6 minuti. Lucio, da te. Grazie. Allora rientriamo da Piazza dei Signori e vi faccio notare una cosa: noi siamo partiti con un'immagine di speranza, quella sullo scalone dei 300 con quel muro che doveva cadere, che invece la volontà di trevigiani, di Memi Botter, di Mario Botter, invece sono riusciti a tenere in piedi, simbolo di una rinascita, di una ripartenza dopo la devastazione del 7 aprile 1944. E l'altra immagine di speranza sta in Giorgia Favarato, che è la sindaca del comune di Treviso, del Consiglio Comunale dei Giovani. Attenzione, perché questo è anche il primo 7 aprile senza Giancarlo Gentilini e quindi sembra di vedere in questa fascia un po' la prosecuzione del sindaco che ha voluto intensamente e sempre che ci fosse questo 7 aprile in piazza e ci fossero questi rintocchi. Giorgia, per te che sei il nostro futuro, cosa significa questa cerimonia? Significa sicuramente il passato, perché nel passato abbiamo commesso errori, come ne commetteremo, ma sicuramente significa anche una nuova rinascita, perché una nuova fonte dove noi possiamo incontrarci come il Consiglio, e sicuramente questa cerimonia significa anche grande
Sì, una grande importanza per le cose che abbiamo fatto in passato e che ovviamente non dobbiamo più fare. C'è qualcuno che dice che chi non conosce il proprio passato è destinato a riviverlo. E quindi se noi non conosciamo il nostro passato, se voi non studiate la storia, siamo destinati a riviverlo. E quello che succede a Gaza, quello che succede in Palestina, quello che succede in Ucraina è tragicamente identico a quello che è successo qui 82 anni fa. Sì, certamente, perché quello che succede in passato può succedere anche nei giorni nostri, quello che sta succedendo, come stava dicendo lei, in questi giorni. E allora, voi che siete il nostro futuro, come impegnarsi? Il sindaco ha detto dobbiamo impegnarci perché anche nel nostro piccolo, non attendiamo i grandi della terra, facciamo le piccole cose, però facciamole in termini di pace. Sì, giusto, perché noi ragazzi siamo il futuro di questa città, questa meravigliosa città, e noi essendo il futuro siamo quello che verrà a venire. Senti, oggi pomeriggio ci sarà la scopertura di una lapide con 56 volti di bambini, alcuni che avevano la tua età quel 7 aprile 1944. Tu sei qui e stai portando avanti la loro testimonianza che si è interrotta sotto quelle bombe. Che importanza, cioè che peso senti? Perché tu davanti a te hai uno sviluppo, hai un futuro da donna, da mamma, da professionista. A loro tutto questo è stato negato. Sicuramente i bambini, secondo me la cosa importante da dire è che noi non pensiamo mai a com'è veramente una guerra, a tutta la paura che hanno le persone, i bambini soprattutto, perché noi dobbiamo pensare anche alla paura che hanno i bambini, quando c'è il fumo, gli aerei, tutta la paura, perché ovviamente non esiste un manuale per dire cosa bisogna fare e quindi questi bambini hanno paura e la paura è un grande sentimento. Grazie a Giorgio Favarato, da fascia a fascia con Mario Conte. Sindaco, questa è una fascia che ha un peso superiore perché questo è il primo anno senza Giancarlo Gentilini, che è stato il sindaco che ha voluto fortemente questa cerimonia, che fosse in piazza, che fosse in mezzo alla gente. Sì, mi piacerebbe che fosse anche più partecipata, sinceramente. Era la volontà anche di Giancarlo, ma lavoreremo da questo punto di vista. Intanto ringrazio Giorgia per essere stata qui al fianco mio a rappresentare anche Giancarlo Gentilini, quindi un passaggio di testimone intergenerazionale proprio per non dimenticare quanto è successo quel 7 aprile del 1944. Lo facciamo oggi in un periodo caratterizzato ancora da conflitti, da bombardamenti, da morti civili di guerra, e quindi è evidente che noi dobbiamo affidarci a loro. Lo dicevo anche nel mio discorso, se noi pensiamo che i potenti del mondo ci portino la pace, evidentemente non abbiamo capito nulla, dobbiamo affidarci a loro e dobbiamo pensare che la pace passa attraverso i singoli comportamenti quotidiani di ognuno di noi nelle nostre comunità. Quindi dobbiamo costruire una comunità di pace che poi possa diventare anche virale in tutte le altre comunità. Però è sempre un grande onore indossare questa fascia in questa giornata dove si ricordano tante vite spezzate. Molti di loro avevano questa età, lo ricorderemo oggi a Santa Maria del Rovere, però è anche giusto ricordare che Treviso ha avuto il coraggio di rialzarsi e quindi non è stato solo dolore, ma è stato anche coraggio e ricostruzione, e da lì dobbiamo ripartire. Grazie Sindaco. Vi devo dire una cosa particolare, non so se avete notato, nel silenzio dei rintocchi si sentivano dei piatti muoversi, quasi fosse quel 7 aprile quando la gente si stava apprestando a mangiare. E poi un aereo è passato sopra di noi verso la fine, si tirò subito la linea per chiudere. Emozioni che noi abbiamo vissuto dal vivo, quell'aereo che passava. E quindi un'emozione nell'emozione, questo suono, questo rumore, questi aerei che ripassavano. Volevo fare una domanda flash al sindaco, 30 secondi, lui ha fatto un riferimento, mi piacerebbe che fosse più partecipata. Aspetta, vai. Sindaco, solo 30 secondi, le chiedo solo 30 secondi, lei ha fatto un riferimento, adesso lei ha detto mi piacerebbe fosse più partecipata, c'è il rischio di abituarsi, come dire, a queste cerimonie senza riconoscere l'importanza? Sì, c'è questo rischio, lo dicevo anche nel mio discorso,
non dobbiamo abituarci alla violenza, alla morte, alla distruzione e non dobbiamo trattare il tema della guerra con slogan e come una spettacolarizzazione nei social. Dobbiamo partire dalle ferite della nostra comunità, ricordandole tutti da comunità, anche coloro che magari sono distanti anagraficamente da quel periodo, però ognuno di noi nelle nostre famiglie porta con sé dei ricordi e quindi io voglio fortemente che questa storia venga studiata nei libri di storia, che questi ragazzi vivano i luoghi della distruzione e del ricordo, proprio perché facciano tesoro di quanto è successo, perché in futuro non succeda più. Grazie Sindaco, io credo che sia finito il momento della diretta, però la speranza sono loro. Come abbiamo incominciato con quel segnale di speranza sullo scalone, così vorrei terminare con il sorriso di Giorgia, ridandoti la linea allo studio. E grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Simone Merlo, a Nicoletta Rizzetto, a Francesca Pezzo alla regia per aver realizzato questa diretta, per non dimenticare. A te la linea. Grazie anche a Alessandro Granziera. Non mi resta che con questo augurio importante per i giovani, mi resta che lasciarvi a meteo ovviamente, Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, alle 16:15 il film The Long Run, corsa per la vittoria. Grazie per averci seguito, arrivederci.